Questo progetto allora nasce da una ricerca che avevo fatto perché volevo fare qualcosa di nuovo e vado sempre a cercarmi le cose un po' complicate. E questa locomotiva è una locomotiva a distribuzione Caprotti e praticamente come modello non l'avevo mai vista. E dopo una ricerca abbastanza complicata mi sono messo in contatto con le ferrovie della Sardegna, le quali molto gentilmente mi hanno procurato i disegni originali. Sono andato a Cagliari a scegliere questi disegni e dai disegni originali poi ho ricavato tutto il progetto in CAD, dal quale poi sono scaturiti tutti i disegni costruttivi, 280 e passa tavole costruttive. Niente, questa locomotiva funziona a carbone, ha come distribuzione questa scatolina che qui si vede che si chiama distribuzione Caprotti, che sostituisce i bielismi. E adesso andiamo a vedere come funziona la locomotiva all'interno. Questa locomotiva è funzionante a carbone, il carbone si introduce qui dentro nella portella qui del carbone, poi si accende il fuoco e quando arriva il vapore si apre questo regolatore, questa valvola diciamo, che comanda l'uscita del vapore e aziona i cilindri. Poi ci sono vari comandi, un comando particolare è questo gruppo, che è il gruppo freno, è un gruppo di frenatura a vuoto, sistema cosiddetto Hardy, inventato da un inglese. Il vapore entra qui dentro e attraverso un sistema Venturi crea il vuoto e con questa leva si dosa il vuoto nei cilindri i quali azionano i freni. E qui c'è tutto funzionante, portelline, mobiletti, un po' tutte le leve, la leva del fischio. Queste due laterali sono le due casse dell'acqua dove viene messa l'acqua per far funzionare la locomotiva. Queste si aprono, ecco. Questo è l'oliatore, qui si mette l'olio e c'è un cricchetto azionato dal bielismo che automaticamente fa entrare l'olio attraverso questo tubicino nei cilindri. Questa è la famosa scatola Caprotti. Ecco, questa invece in cima è la sabbiera, che in questo caso non è funzionante. Questa serviva qualora ci fossero dei problemi di slittamento delle ruote, con un comando dentro si metteva del vapore, il vapore faceva uscire della sabbia sui binari in modo da non far slittare le ruote. Queste sono le valvole di sicurezza e questo qui è una marmitta, diciamo, per non sentire il simbolo del vapore che esce da quel sistema di frenatura che abbiamo visto prima. La locomotiva davanti, adesso apro per vedere come è fatta, ha un sistema a fascio tubiero, cioè tutti i tubi da quali escono i fumi escono dal camino, il camino ha questo cappellino che si chiama parascintille che viene messo durante la stagione secca per non accendere fuochi non voluti. E niente, il vapore esce da un tubo e poi viene distribuito ai due cilindri, i quali fanno andare la locomotiva. Ci sono poi di accessori, queste due sono due cosiddette binde che sono funzionanti, sono meccaniche. In caso di deragliamento questi cricchetti meccanici servivano a sollevare la locomotiva e tramite questo cricchetto orizzontale poteva essere rimessa sui binari. Poi ha 3 di questi fari, ecco, ne prendo uno a caso. Questi fari sono funzionanti, ecco, quindi dopo aver fatto la locomotiva ho detto vabbè dai, faccio anche qualcosa che resti come memoria. Ho fatto i libri, questo libro che è una specie di diario di bordo, diciamo, di tutta la costruzione. E poi ho fatto un libro dove spiega come funziona la Caprotti
in modo che se qualcun altro vuole farla almeno ha qualcosa da cui partire. Un libro dove ho scritto tutta l'attrezzatura che ho fatto, perché ho dovuto fare delle attrezzature elettroniche anche per la taratura e la messa in opera della Caprotti, e infine un manuale operativo, come gestire la locomotiva, come accenderla e così via. Adesso per finire sto facendo un vagone, anzi un paio di vagoni, dove potermi sedere per guidare la locomotiva.